informato. Allora, professore, nello specifico della legge, che cosa è necessario ravvisare, vedere alla luce delle osservazioni che gli addetti ai lavori hanno sottolineato, insomma? Allora, innanzitutto, come dicevo prima, una cosa importante che questa legge ha fatto, anzi più di una sicuramente. Una è che ha riposto al centro il problema, no? Almeno ha cercato di dare delle risposte. Una cosa che forse sfugge è che è la prima volta che in una normativa sull'urbanistica la regione si avvoca il diritto a decidere il dove e il quanto viene edificato. Non era mai successo. Nel Veneto, si diceva anche prima, erano i comuni che hanno piena potestà nel dire cosa si può fare e dove si può fare. Il che è demenziale se ci pensiamo. Cioè, in un mondo... Perché si lascia l'arbitrio dei in una situazione, in un mondo che diventa sempre più globalizzato, sempre più complesso, in cui si hanno problemi di innovazione tecnologica a piè sospinto, in cui il tasso di rinnovazione anche dei negozi è rapidissimo a questo punto. Cioè, voglio dire, non possiamo lasciare il comune decidere, ma come si fa a pensare a una cosa del genere? Diceva giustamente prima, cioè, come minimo, ma dico come minimo, la decisione va presa a bacino di mercato. Come si fa a pensare che sia il comune di Due Carrare a decidere? Ma non perché il comune di Due Carrare, ma perché è fuori dal mondo questa cosa. Poi cambia il sindaco. E l'altro cosa, io dico, c'è il comune che dice, beh, nel mio comune non voglio assolutamente i centri commerciali. E va bene, lo fanno 100 metri più in là e risolto il problema. Voglio dire, noi abbiamo, ma deve essere proprio un fatto fisiologico nella normativa veneta. Cioè, l'idea che a livello locale si decida tutto non è più possibile. I problemi del consumo di suolo che abbiamo avuto e che sono bloccati con la crisi, lo spreco immane di suolo che abbiamo avuto, è perché ognuno ha voluto fare quello che facevano gli altri. Nel Veneto abbiamo raggiunto un record assoluto, penso, di media, dati PTRC, di media 10 zone industriali per comune del Veneto. Come si fa a gestire un'attività produttiva? Poi è chiaro che serve la superstrada pedemontana veneta, che è un dramma dal punto di vista territoriale. Incrementerà dello 0,3% l'edificato del Veneto, non importa, d'accordo? E che è tra l'altro un enorme affare dal punto di vista finanziario, ma questo ci porta della finanza globale. Il problema è che da noi non si capisce. È stata richiesta a tutti gli imprenditori e industriali per però chi ci guadagnerà di più in questo momento è JP Morgan, che è finanza internazionale e porterà a casa in 30 anni 2,1 miliardi. Di fatto non ho avuto cioè guadagnerà più ho fior di verbali di assemblee di industriali che ci chiedevano quell'opera lì anni fa. Benissimo, però sicuramente chi ci guadagna adesso è certo, ma la finanza internazionale. Ci guadagnano i cittadini che hanno una mobilità migliore anche nella pedemontana, che è una viabilità fino a qualche anno fa era impraticabile. E il numero di automobili che passerà in meno per le autostrade, per le altre autostrade, l'avete quantificato? Scusi, ma guardi che posso dire una cosa, che è cambiato il contesto in cui da quando è stata pensata l'opera viene realizzata. Era un contesto diverso, sono d'accordo, i numeri non sono certo quelli, non per niente saltano i conti su questo, però sul fatto che la pedemontana sia utile al Veneto, e abbiamo sempre invocato infrastrutture che mancano, eccetera. Una volta che le vengono fatte, è come il passante, movimenti, comitati contro il passante, ne ho visti tutti i colori. Meno male qualcuno ha detto il passante va fatto punto a capo. Ora, che bella opera, molto utile, ora si viaggia bene. Ora di finirla di fare i disfattisti, perché giusto consumo del suolo, però la viabilità, la mobilità è importante, come è importante quella sia su gomma, ma sarebbe importante altrettanto quella su ferro, che purtroppo abbiamo una retratezza enorme. La logistica, ci sono altri temi, però a dire che la pedemontana è inutile, questo è solo consumo di suolo. No, ho detto che è inutile. È solo consumo di suolo e porta via traffico altrove. Insomma, sono considerazioni secondo me molto opinabili e molto personali. Quello che ho detto io è un'altra cosa, se mi permette, ma comunque vorrei tornare. È un problema di strategia, giustamente ha detto. Se continuiamo a guardare quello che serviva l'altro ieri, non ad oggi, all'altro ieri, perché l'industria nel Veneto, volenti o volenti, è in declino, perché l'industria del Veneto fa, volenti o noventi, il 29% del valore aggiunto, in declino. Questi sono i numeri. Perché il futuro del Veneto, volenti o nolenti, è nei servizi come in tutto il resto del mondo, in tutte le economie. Io spero che sia anche nell'industria e nella produzione, non solo servizi. Ma la specificità del Veneto sta nel fatto di avere una grossa matrice industriale. Sono perfettamente d'accordo. Però dal punto di vista amministrativo bisogna avere lo sguardo più lungo. È come nei centri commerciali. Diciamo, decide il comune. Può decidere il comune, no?
Non può decidere il comune. Bisogna pensare alla distribuzione del futuro, ma l'amministratore pubblico non può pensare al distributore di domani. Deve guardare a fra 20 anni. Noi abbiamo, scusate, un PTRC in vigore che è quello del 92, perché quello è in vigore, non è possibile. Non siamo ancora riusciti a fare un nuovo piano territoriale regionale di coordinamento. Pensate che quello del 92 parte dagli studi fatti negli anni 70. Sì, ma se lo cambiamo pensi che cambi qualcosa? Ma il problema non cambierà niente se noi continuiamo a dire centri commerciali dove volete, viabilità. Va Posso bene. dire una cosa? No, scusi. Non si possono negare. Adesso io le do ragione. Io potrei dire domani mattina io sono legislatore. Le do ragione. Le do ragione. Domani mattina faccio una legge in quale dico nel Veneto non si fanno più centri commerciali. Ma questa legge è fattibile o no secondo lei? Scusi, abbiamo la potestà amministrativa di decidere. È fattibile sì o no? Mi risponda, professore. Scusi o che siamo in uno stato di diritto dove c'è libertà, io non posso farlo, questa cosa viene impugnata in Europa, nel mondo, ovunque. Ma sa cosa sta dicendo? Magari potessi fare così, magari. Ma se non ci lasciano neanche chiudere la domenica. Scusa, Bolzano, il Trentino, ha detto basta centri commerciali di una certa misura. Lui è libero di farlo, noi no. Esatto. Ma allora voglio dire... La potestà, lui è concorrente con lo Stato, non posso decidere. Deve decidere Roma. Ma guardate che le deleghe in materia urbanistica, chi le ha? Ma scusa, ma cosa facciamo? Ma scusi, allora abbiamo fatto sta dicendo cose che sono utopistiche, irrealizzabili con il sistema normativo attuale. Io parlo da legislatore. Anch'io, se tutte le cose che vorrei potessi farle, le farei, ma non posso farle. Ci sono dei paletti, dei limiti a vari livelli di governo, ok? Quindi in questo caso qua, sul commercio, se io personalmente la penso forse come lei o forse come tutti i signori qui, però devo cercare di contemperare, di muovermi all'interno di un contesto dove ho dei vincoli ai quali non posso venire meno, altrimenti mi impugno la legge e la legge viene annullata, ok? Quindi non è che posso dire domenica, le domeniche per me le domeniche stanno chiuse, sono il primo, come ha detto Zaia, sono il primo a sostenere questo. Posso farlo? No, perché lo Stato ha detto che devono aperte. Io devo incastrare la mia normativa in quella dello Stato. Posso dire basta centri commerciali sopra una certa dimensione? Posso farlo? No, perché io devo incastrare la mia normativa in una legge statale che dice il contrario. Questo è il sistema nostro, capito? Non è che io posso dire l'urbanistica domani non si costruisce più nel Veneto. Posso farlo? No, non posso neanche fare neanche questo. Posso dire? Posso mettere dei paletti in un contesto predefinito. Sì, lascio la parola alla fine e poi devo chiudere con un betto. La legge sul consumo di suolo cosa dice? Dice per il futuro, stabiliamo dei paletti della ricognizione dell'attuale, ma già con quello attuale ormai abbiamo splafonato anche troppo. Io spero che l'attuale non venga neanche quello che c'è sulla carta ora, che viene consolidato. Se costruissero quello lì raddoppieremo altrettanto ancora, ne abbiamo purtroppo tanto. Abbiamo introdotto un principio, intanto come ha detto giustamente lei, abbiamo la consapevolezza che il suolo è un valore e cominciamo a riflettere, cominciare a aiutare anche a ragionare in maniera diversa, che il suolo non è qualcosa da sfruttare e basta, da specularci sopra, perché adesso non c'è più niente da sfruttare. Semmai io credo dovremmo ritornare all'utilizzo agricolo del suolo, l'investimento del futuro, visto l'andamento mondiale della domanda anche di prodotti agricoli che ci sarà. Oggi il suolo, anche perché io credo non c'è più neanche domanda, cosa vado a utilizzare? Fare le ville per poi le banche non ti danno credito sull'immobiliare, lei se sa bene, io conosco imprese immobiliari, hanno difficoltà. Giustamente, se tu non hai un investimento che dimostri di piazzare bene, di vendere, di dare ai clienti una certezza nelle vendite, giustamente dopo aver fatto errori per anni, aver finanziato iniziative che poi sono fallite, si guardano bene a finanziare di nuove che vanno ancora a fallire. Ecco, io credo che c'è una domanda oggi, il consumo del suolo si ferma da solo per certi aspetti, no, ma va comunque regolamentata. Io fatico a capire una cosa, mi scusi, perché allora da un velocissimo lato perché dare la parola a Betto, poi la devo chiudere. legge sul consumo di suolo consentirà di limitare il consumo di suolo, poi mi dite no, nel futuro, cose, ma c'è un consolidato che rimane, che non possiamo toglierlo. Prego, professore, prego. Allora, c'è due Carrare e vabbè, lì lei mi dice è un consolidato, io sto dicendo è un problema di strategia. Allora, se c'è un problema di strategia vuol dire che come possiamo porcelo adesso, potevamo porcelo 10 anni fa, e se questa legge sul consumo di suolo si fosse posto il problema... Questo sono d'accordo, è tardiva, però siamo stati i primi a farla, siamo i primi a farla. Non si può fare con effetto. Però in questa legge sul consumo di suolo ancora non si dice no, i centri commerciali vanno fatti solamente a livello di bacino di utenza. Cioè, faccio un centro commerciale e decidiamo
nell'area o coinvolgendo tutti i soggetti che in qualche modo finiscono dentro per essere interessati a queste cose. Parla chiaro. Posso dire una cosa? La procedura per i centri commerciali di una certa dimensione, sapete meglio di me, c'è una legge del 2012 che prevede una conferenza di servizi a un certo livello. Ok, questa conferenza di servizi partecipa il comune, partecipa la provincia che rappresenta i territori sovracomunali, partecipa la regione e ci sono dei pareri anche vincolanti da qualche soggetto. Abbiamo messo quella legge lì che ci sono stati introdotti dei pareri vincolanti. Vuol dire, se uno di questi qua dice di no, non si fa, punto, capito? Abbiamo fatto qualcosa, non è che non si sia fatto nulla. È chiaro che ci muoviamo in un contesto, abbiamo avuto anche tanti ricorsi. La Regione Veneto, mi pare proprio su quello di Due Carrare, su quel terreno lì c'è stato un contenzioso con la Regione e la Regione è stata soccombente in quel contenzioso, che cercava di frenare quella cosa lì ancora da tempo e ha perso la causa. Perché? Perché come dicevo prima, noi ci muoviamo in un quadro normativo. Non ha perso la causa, ha rimandato indietro il progetto. Per modificarlo, perché venga modificare il progetto, perché deve essere modificato, rivisto. Non sono di Padova, mi pare che mi avevano detto tempo fa che lì su questo non ha mandato indietro il progetto soccombenti al ricorso del Consiglio di Stato. Comunque, non rispettava i parametri. Allora, siamo stati, la Regione è stata soccombente nel contenzioso al Consiglio di Stato, così mi avevano detto. Ma ecco, al di là del fatto che noi siamo in un contesto normativo che se io dico di no, o meglio faccio una norma, dico va bene domani come dice lei, non si può fare perché altrimenti ricorrono, sicuramente mi viene impugnata e qualcun altro me la perché non posso fare quel che, cioè sono contenuto limitato. Chiaro, Betto, perché siamo in chiusura, siamo fuori tempo massimo, prego, devo fare un'osservazione alla luce di quello che dice basta che il comune non firmi l'accordo di programma e non si fa. Bravissimo, questo, responsabilità degli amministratori locali, perché basta che non firmi l'accordo e non si fa, punto, c'è una legge e non si fa. Basta che non ci sia un solo comune. Credo che sia giunto il momento di mettere assieme responsabilità e maturità. Apprezzo quello che dice il professore, perché alla fine anche lei, consigliere Valdegamberi, dice questo non possiamo, ma allora eliminiamo un po' di politica e passiamo ai fatti. Lasciamo libero mercato se tutti fanno quello che vogliono. Noi siamo qua per cercare di mettere... di mettere cosa? Abbiamo messo dei paletti. Quando si può, quando non si può. Allora se non servite a niente è meglio che non ci siete. Non si può, scusi, ma non faccio queste battute perché non si può, perché noi non siamo una regione statuto speciale. Se avessimo le competenze che abbiamo chiesto al Veneto, decideremo noi. Noi siamo all'interno di una cornice dove passiamo... Stiamo studiamo, speriamo che diventiamo. Spero che diventiamo, perché io credo che ci portano sempre l'esempio del Trentino. Io vorrei essere come il Trentino. Se qua là ti ammassano l'orso e qua se lo tocchi vai in galera. Là c'è un problema. Vai in galera se uccidi il lupo anche. Ma io il lupo sono il primo da dargli una sistemata, perché se non se lo sistema lo Stato non possiamo... Io prima vengono i cittadini, prima viene chi lavora in montagna, poi la sicurezza dei cittadini, perché proprio in questi giorni sta circolando tra i paesi, c'è il terrore di andare fuori, prima viene la sicurezza dei cittadini, poi viene la sicurezza degli animali, del lupo in particolare. Credo che ora sia ora a finirla, un po' certe posizioni ideologiche vanno messe da parte. Ecco, e queste cose qua purtroppo noi anche su quel tema lì non possiamo dire niente, dobbiamo aspettare le decisioni da Roma. Trentino è diverso, Bolzano è diverso, io vorrei essere come lì, poi ci assumiamo responsabilità fino in fondo. Vabbè, siamo bloccati dalle leggi. In categorie ci prendiamo la responsabilità di difendere le nostre imprese e di portarle a un reddito dignitoso per l'impegno che si danno. Per quanto riguarda i centri commerciali, io credo che il più grande centro commerciale sia l'unitarietà di noi, perché all'interno di qualsiasi... Io ieri ero a Padova, nell'Istone, voglio dire che se tutti quei negozi trovano la sinergia giusta, è all'altezza e anche di più di un grande centro commerciale. Quindi l'unione fa la forza e con la forza riusciremo a vincere un problema di crisi che viviamo da troppo tempo e che nessuno vuole riconoscere, compresa la politica. Allora, siamo arrivati al termine, siamo sforato, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, grazie a tutti quanti, anche al professore di averci dato delle delucidazioni importantissime, molti non eravamo a conoscenza di questi dati. Speriamo che il problema in qualche modo trovi soluzione. Io adesso vi lascio pubblicità dopo la pubblicità, andiamo invece a vedere una realtà che sta attraendo, vuole attrarre i nostri imprenditori, ovvero l'Ucraina. Ma vediamo di che cosa si tratta dopo la pubblicità. Grazie, buonanotte.